Però io devo essere onesto, tutta la partita ho gufato, l'onestà mi dice che l'Atalanta merita di più per aver giocato di squadra. Non mi interessano le cose territoriali, campanilistiche, eccetera, eccetera. L'Atalanta non merita di uscire perché questo Paris Saint-Germain, piccolo piccolo così, solo individualità. Perché comunque vada, molla mia. Munnez! Non l'ho presa tutto, oggi si scrive Atalanta e si legge Italia. Munnez! D'altra parte io starei attento perché non è che uno gufa, però l'Atalanta ha grosse possibilità di andare avanti per una questione proprio dell'avversario. Ma noi con calma ce la guardiamo così, da neutrali. Dove l'ha messa? Incredibile, incredibile. Nemmeno Milik, nessuno, Lozano, Insigne, nessuno l'avrebbe tirata così lontano dalla porta. Una roba, mamma mia. Centrale, mamma mia quanto l'hai allargata, ma veramente fai? Oltre la stella. C'era un mezzo fuorigiochino, Mamma mia, questo è un miracolo. Neymar è ubriaco, Stai tirando o stai passando al centro? Ubriachissimo. È arrivato a quello incredibile. Incredibile il mazzo, incredibilissimo. Cioè quello gli stava inciampando e è arrivato a Pasalic. È Zapata che con caparbietà l'ha ritoccata sul rimpallo, Mamma mia. Cioè, quelli se li scarta tutti. Se decide, eppure sul dribbling è ancora meglio addirittura. Mamma mia, il tunnel. È meglio di Messi, è meglio di Ronaldo. Sul dribbling così. Poi, sulla conclusione, vieni meno. Ciao. Vabbè, Neymar è stata buona. Fine primo tempo. Atalanta-Parma. Parma perché? Non so perché non scrivono PSG. 1-0, ragazzi, questi vogliono arrivare fino in fondo. Vediamo. Io credo che Neymar si è mangiato 600 gol, altrimenti staremo parlando di un'altra partita. Ma il calcio è fatto di questo. Riusciranno i vostri eroi ad arrivare a mantenere la cosa? Io credo che adesso il Paris Saint-Germain mette Mbappé e buonanotte ai sognatori. Neymar gioca per se stesso, per la bellezza di fare i Questi non giocano per la squadra, giocano per i propri sponsor. Bisogna dire le cose come stanno. Cioè, tunnel sì, ma poi se non sei efficace, ma a chi l'hai fatto a fare sto tunnel? Atalanta, bisogna dirlo, con sacrificio, con umiltà, se lo sta meritando questo vantaggio. Poi qualche fallo stanno spendendo, va bene, però sta giocando da squadra, il famoso giocare da squadra, a differenza degli altri che giocano un po' per loro stessi, poi dopo se riescono a fare un'accelerata ti mettono anche in apprensione, ma non vedo, capito, un grande Paris Saint-Germain, non l'ho mai visto in questa partita. Neymar è proprio è un pianto greco. Ma lo vedi com'è irritante Neymar, quando la può dare non la dà, ma guarda che è una roba schifosissima. Mamma mia. E Neymar non gliela dà. Ma veramente stiamo facendo? Neymar, ancora una no, io se fossi l'allenatore l'avrei sostituito ma molto tempo prima. È uno in meno, è proprio è il peggiore. Come se voto a Neymar, 2. Ma minimo, ma massimo. Cioè, si è infortunato anche il portiere. Si è infortunato pure l'allenatore lo Paris Saint-Germain. E non è una battuta, veramente è. Cioè, quando le cose devono andare, ragazzi, non c'è niente da fare, ma proprio niente da fare. Mica ammazza. Neymar, vabbè, piano piano, non tirare a porta. Ecco, si è allungata fino al calcio di fondo. Sei un ciuccio! Niente, non entra niente. Mamma mia. La verità è che noi non possiamo gufare, non lo sappiamo fare. Può riuscire una volta con la Juventus, ma non ci può riuscire così. L'Atalanta andasse in finale, facesse la favola della Cenerentola. Neymar ha personato pallone, voglio. L'hanno fatto, è incredibile! Incredibile! Caressa sembrava che stesse veramente facendo la telecronaca di Cannavaro, Palomino. Vediamo la posizione di partenza, così magari lo annullano. Voglio vedere la posizione di partenza. Regolare perché lo viene in gioco Toloi.
No, è Caldara con il numero 3. Come no? Voglio vedere la posizione, l'hai rivista? Però io devo essere onesto, tutta la partita ho cufato, l'onestà mi dire che l'Atalanta merita di più per aver giocato di squadra, non mi interessano le cose territoriali, campanilistiche, eccetera, eccetera. L'Atalanta non merita di uscire perché questo Paris Saint-Germain piccolo piccolo così, solo individualità, non veramente. Sono più contento se passano loro, anche se tengono un mazzo scassato, infortunati a go-go nel Paris Saint-Germain, ma l'onestà mi impone di dire che voglio che passino loro. Dentro e Choupo-Moting trova il gol del 2-1 al terzo di recupero. L'Atalanta In queste situazioni dove È perché succede sempre quello che io non voglio. Fondamentalmente sono io il problema. Il problema sono io. Muriel ancora 1 contro 1. Non esce Rico e Muriel non la tiene, non la tiene. Vabbè, siamo a 6,5. Posso finire che devo fare le conclusioni? Fischiamo? Sprofondano. Muriel che poteva riaprire tutto. Va bene, allora chiudiamo, spegniamo televisione, togliamo il televisore. E quindi, ragazzi, quello che io desidero non avviene mai. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questa era la reazione. Io, per onestà, la devo postare perché è l'onestà intellettuale di chi fa cronaca e commento. E insisto, in conclusione, che l'Atalanta non meritava di uscire. E veramente cerco di essere veramente onesto. Al di là delle antipatie, delle simpatie, è stato un peccato. Hanno resistito, hanno giocato da squadra. E adesso, non lo so, si parlerà di mancanza di esperienza internazionale. In realtà Neymar, che è stato un giocatore irritantissimo per tutta la partita, indovina l'assist e l'imbucata anche per Mbappé, che è un giocatore di struttura superiore, superiorissima, e non lo prendi. E quindi il Paris Saint-Germain, non meritando, passa. Le italiane ciao ciao, e va bene così, se ne parla l'anno prossimo.